Thrillers are hard-boiled killers, they came their sellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded life? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, tortured life, which a gift or a curse. A reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Ok, ecco qua perché era birichino. Ok, allora gioco si vedrà. Buonasera. Che prima si vedeva, ma perché ecco appunto. Allora ci siamo, il gioco c'è, aggiusto anche l'audio così non rompiamo i timpani a nessuno. Allora abbiamo spulciato un po' ieri nei giochini, nelle cose che mi sono ritrovato ultimamente pure nell'Humble Bundles. Quindi abbiamo visto lui e ci siamo detti perché no? Why not? Quindi opzioni non c'è nient'altro da configurare. È tutto in italiano, quindi possiamo capirlo e potete capirlo pure voi un pochino più facilmente. Facciamo nuova partita e vediamo un attimino cosa ci aspetta. Un brutto posto. Bene. Ok, noi siamo lui. Va bene, finalmente sono a casa. Sempre in bei posti ci andiamo a un vecchio. Sì. Io penso che all'improvviso sentirai No, pom e io andrò a terra, io lo so. No, non ci faccio male. Allora, signora, per piacere che qua già il momento Scusa, è... signora? Allora, prima la confisca, ora lo sfratto. Va Non è bene. andata bene. No, non siamo messi Sei benissimo. stato dictato. Allora, abbiamo un cazzo di mobile, ma abbiamo il telefono. Ci abbiamo questo. Non parlano. Parlo con Etienne? Chi parla? Con chi parlo? Vince mi ha chiesto di contattarti riguardo al tuo arresto. Ok. Solitamente concediamo un piccolo prestito agli scrittori a cui è stata revocata la licenza, con un interesse. Una volta che ti sarai rimesso in carreggiata potrai... Non è questo il motivo per cui ho provato a cercarti. Voglio sapere, ho sentito che potete spezzare le manette applicate agli scrittori, è così? Rompere le manette degli scrittori è uno dei reati più gravi e sanzionabili definiti dal codice editoriale. Diciamo che possiamo spezzarle. Ad ogni modo il nostro compenso dipende dalla complessità delle manette. Senti un fruscio di pagine. Le tue sono quelle standard di 2 anni? No, dovrò portare le manette per 30 anni. Sta venendo anche un colpo. Fatto cadere qualcosa. Va bene. Credo che possiamo trovare una soluzione, ma in cambio dovrai ripagarci con 6 incarichi. Così tanti?
Vince doveva avvisarmi che avremmo avuto a che fare con un criminale particolarmente pericoloso. Hai mai fatto questo genere di lavoro? No. Sai cosa fare? Sì. Sì, francese. Beata a te, perché noi no. Bene, tutto quello che ti serve si trova dietro la porta del tuo appartamento. Ah, Ma il corriere di ed Amazon. è scappato. Sì, salve. C'è una valigia. Io vorrei cercare di capire appunto cosa sta succedendo. E c'è una bella lettera. Signore Tienquist, con la presente le ricordiamo che può iniziare a scontare la propria pena registrandosi presso un editore autorizzato. Qualora sconti la sua sentenza in toto, le saranno rimosse le manette applicate in via preventiva che le impongono il divieto dell'esercizio della professione di scrittore. Quindi in questo mondo Ma deve ti esserci mettono le un manette. funzionamento comunque dietro. Sì, Questi scrittori tra l'altro, sì, casualmente, sempre lì andiamo a finire. Se solo Christian sapesse che questo gioco è legato a Alan Wake. Oddio, non sia mai esce qualcuno che si chiama Alan e la Sarebbe fine. divertente, sai, comunque, Allora, una bella posiamo la storia. valigia qui sopra. E c'è la B di Zorro. Come la B di Zorro? B di Zorro. Zoppo. Bizzorro. Bezzoca. Ok. Pozione dell'immortalità. Ok. Come rubiamo una pozione dell'immortalità? È la persona che ha scritto questo libro? Io la berrei a quel punto. L'estratto di una recensione. Ho apprezzato che il punto di vista narrativo fosse quello del presunto antagonista, ma i personaggi che lo combattono non sono così interessanti a confronto. Mi è anche piaciuta molto la fine strappalacrime. Allora, io ho premuto cose. E qui dentro dobbiamo mettere l'elisir. Posso prendere il libro? Ok. Il motivo per cui siamo qui. Cella del carcere. Ecco qua, a posto. Quindi abbiamo dei poteri. Quindi noi abbiamo dei poteri e possiamo entrare nei Gli libri. scrittori hanno dei poteri. Cadere sul pavimento di pietra fa piegare in modo strano il tuo ginocchio malconcio. Lascia il ginocchio così com'è o usando 5 gocce che non sappiamo cosa siano, usa l'inchiostro per curare Io il lo farei. ginocchio. Allunghi il braccio per toccare il ginocchio mal ridotto. Comincia a visualizzare l'inchiostro che scorre nell'articolazione lesionata. Un'improvvisa sensazione di freddo glaciale penetra i tuoi polsi. Aglia. Mi ero dimenticato di queste stupide manette. Guardi con attenzione i bracciali di metallo che stringono i tuoi polsi e la scritta incisa su di essi. Ora sono inerme come un qualsiasi altro semplice personaggio. Non sei riuscito a curare il ginocchio. Metti a posto il ginocchio. Io proverei comunque ad aggiustarlo. Così. Fai un respiro profondo e dai un colpo secco al ginocchio, muovendolo su un lato. Croc. Fatto croc. Non è un bene quando il ginocchio fa Può croc. essere che stava fuori. Aglia. No? Pieghi il ginocchio avanti e indietro più volte per vedere se tutto è a posto. Il ginocchio non scricchiola più. Allora a posto. Ok. Bello tra l'altro. Mettiamoci La all'opera. testa è un libro che si apre. Sì. Bellissimo. Fa tanto persona. È un po' sì. Un po' sì. Ok, quindi dobbiamo rubare da questo libro la Sembra pozione un libro dell'immortalità. game, effettivamente. Pulisci Allora, tutte le cose. non restano altro che ossa, nessuna pozione. Allora, barile. No, non è. Dai un calcio al barile. Wata, mossa di judo. Non è uscito niente. Componenti per piede di porco. Ottimo. Prendi tutto. Nell'inventario puoi esaminare e utilizzare gli oggetti che hai trovato. Pezzi di metallo arrugginito che attendono di essere lavorati su un banco da lavoro. Ottimo. Ok. Allora, ci sono dei funghi qua a terra. Prendiamo pure i funghi. Non sembra edibile, perciò non vale la pena rischiare. All'interno 10 gocce, dice però. Sì, dobbiamo capire che sono ste gocce, ste cose qua. Allora, probabilmente le gocce sono l'inchiostro che possiamo usare per effettuare Allora, azioni un speciali. grimaldello tornerebbe sicuramente utile.
Ok, sarà meglio che torni nel mondo reale e mi metta a cercare nell'appartamento. Va bene, va bene, va bene. Cerchiamo un grimaldello. Mi piace già questo gioco. Sono già interessato. Cucchiaio. Cioè, mi piaceva. Su suo potono. Sì, 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 sì. Allora, scusate, un grimaldello. Mesopotamia? Il bagno è chiuso. La libreria indipendente, lettera per lettera, ha annunciato che sta procedendo alla rimozione di tutti i libri di Etienne Christ dagli scaffali. Il proprietario, Raymond Foucault, commenta: purtroppo la licenza da scrittore del signor Christ è stata revocata. Porgiamo le nostre più sincere scuse ai suoi lettori. Siamo consapevoli che i suoi libri godevano di una certa popolarità. Auspichiamo che il signor Christ possa risolvere i problemi che sta affrontando e che i suoi libri possano tornare a riempire i nostri scaffali quanto prima. Vabbè, è stato comunque. Ah, supercazzola, ah, supercazzola, ah, supercazzola. Però devi aver fatto qualcosa di grave per esserti beccato 30 anni. C'è un'altra lettera. Ah no, questa è sempre quella là di prima, Questa che là. però non prende Ma nessuno. su Grimaldella? Allora, aspetta. Andiamo. Ma Ecco, ci sta. ecco qua. Eccoli Ma qua. cazzo. Ma prima c'era. Non ci ho fatto caso, vabbè. Vabbè. Quindi adesso, Grimaldello. In modo possiamo portare nel libro. penso di sì. Allora, a questo punto se noi andiamo qua, usa Grimaldello. Ecco qua. E la porta è aperta. Aglia. C'è un morto. Sembra l'inizio di Dark Souls. Sembra Ok. il foro lasciato da un proiettile. Parato. Ultima edizione Sherlock. Che cosa? Ok, è qualcosa che ha nel petto. Lui è il tuo collega? In che senso? Ok. È un qualcosa all'interno. Però lo sa, è consapevole. Naturalmente. Solo un frammento di pagina. I biblionauti. Quindi anche questo tipo che sta qua era un Sì, biblionauta. sì. Ok. Vabbè, portiamo il nuovo collega. Prego, venghi. Vabbè, Roderick. Mm. Ok. Ok, sto coso puzza. Ok. Ok, quindi se un personaggio entra in un libro, viene automaticamente condizionato dalla trama e viene Esatto. assorbito. Ok. Dove noto un'incisione recente. Il numero di serie riportato sull'incisione è 27200. Mm. Allora, c'è una chiave. Sì. Però è vapore ustionante lo zio. Aglia. Ecco. Potevo fare voltati e fatti i Sei cazzi stato tu. avido lo zio. Sei stato avido. Ho capito. Ah. Puoi vedere il testo del tuo stesso libro? Mm.
È nella tasca dell'alchimista. Ok. Dobbiamo andare nel suo laboratorio. A posto. Va bene. Peccato però. Scheletro gigante. Caspita, grandicello. Si chiama Ah, Brian, va bene, va bene. Sulla targhetta nel corridoio. Ecco qua. Mm. Aspetta. Usa le tronchesi per tagliare il Se no cavo. dovremo... Aspetta, vediamo prima se troviamo le perché sennò perdiamo tronchesi Case. da qualche parte. Aspetta. A meno che- No, ma secondo me la prima era pilotata un attimino, Può forse. essere che però potevamo trovare qualcosa così. Allora, Questa si scende giù. Ok, per ora non abbiamo nulla. sul letto. Allora, io prendo. Qua non c'è nient'altro da prendere, quindi possiamo uscire fuori. Salve. No, c'è anche una crepa. Allora, avviciniamo l'orecchio al muro. Qui ci serve una mazza. Bene, ma noi siamo lo Special One. Sì. Allora, quindi torniamo indietro. Proviamo. Andiamo dalla signora Peppina e vediamo se c'ha una mazza. Vabbè. Niente. Mi scusi? Ho capito, ma ti sto solo chiedendo una cosa al momento, eh. Chiodo molto massiccio, grosso. Grazie mille. No. Vabbè, signor vicino, si poteva pure fare un attimo Non è vedere. la mazza, è il martello. Però, Vabbè. vabbè. C'è una pinna rossa. Ma non ci possiamo fare Era niente. attraente con quel rosso. Ok. Allora, la porta si è chiusa? No, posso chiudere io? Ok. Sai come stiamo a fare qualcosa di illegale, capi? Meglio un attimino chiudere la porta. Allora, a questo punto batti il muro con la mazza. Ok. Ingrediente alchemico. Sale verde dell'Himalaya. Sì, anche. Indossa sempre i guanti durante l'utilizzo. Va bene. Allora. Componenti e una mela. Qui non c'è nient'altro. Allora, c'è una scala e una porta. Ah. Mm,
Forse è meglio prima la scala? Vediamo se scende. Ecco la chiave. A posto. Chiave caduta. Gianmarco, annusatore di falli. Ma è lui! Colui che non deve essere nominato. Ciao Francesco! Allora prendi la chiave. Prendi la chiave. Prendi chiave. Ok. Perché ha cambiato colore pure qui. Sì, colui che egli, sì, sicuramente tu. Sono tornato dal lavoro e sono pronto. Per cosa sei pronto? Io ho paura. Ok. Ma Meglio che tu non lo sappia. Va bene. a Quindi fi- era proprio... a capito? finire ciò che ho cominciato, no, la ricerca, Francesco, di nuovo. Ah, banco da lavoro. Aspetta, aspetta. Aspetta. Facci costruire gli attrezzi, dai. Non ancora. Documento. Ecco qua. Greg, si a quanto parte. pare l'alchimista sta accelerando i tempi con la pozione. I cadaveri si accumulano uno dopo l'altro. Sono rimasto a fare il turno notturno. Mi ha promesso che mi avrebbe pagato il doppio. Andiamo prima di qua. Brutta stanza questa. Rifiuti e un po' di materiale. Pianta secca. Io non so a cosa servono tutte queste cose, però intanto io Non deve prendo. dire. Ah, puoi spostarlo, proprio vedere se c'è qualcosa. No, portello. C'è la cosa dietro, fammelo craftare. Ecco, grazie. Ok, c'ho un manco da lavoro. Quindi giustamente fai le domande giuste e vai avanti. Sì. Quindi banco da lavoro. Costruisci qualcosa. Allora. Per il piede di porco ci manca uno di questi. Mm. Ho fatto cose. Ok. Ci manca questo che non so che cazzo sia. Dobbiamo esplorare. Allora. Però almeno adesso sappiamo dov'è il banco per gli attrezzi. Allora. Andiamo qua. Un po' di metallo e un po' di pane. Mica era questo. Non penso fosse le foglie di metallo, così. Devo vedere un attimo meglio la forma per sicurezza. È ferraglia varia. Ok, ok. Allora, vediamo di qua. Se prendo la scala, attento. Che è successo? Oh no, oh no, il mostro delle palle. Allora, scegli un'abilità. Bellissimo, attacchi Allora. con la penna. 2-3 di danno e usa 15 di inchiostro. Assimila 30 di inchiostro, 1 di danno. Stordisci tutti i nemici, 1 di danno e 30 di inchiostro. Mamma mia, pazzesco. Che è successo, Francesco? Allora, proviamo squarcia. Ok, va bene. Ok, dopo attaccherà. Aia. Va. Ma 2 botte gli ho È stato dato. abbastanza Va bene. semplice, sì. No, ragnone gigante. Non è menzionato, però attenzione. È un mangia inchiostro. Questi esseri si trovano nei libri ma non fanno parte della trama. Più il libro è datato, più c'è la possibilità di incontrarli. Ah, bene. Sono come i mollicci di Harry Potter. Sì, Ok. è un molliccio. Allora, qui cosa c'è? Fogli. E non c'è niente.
cumulo di ceneri, un po' di fogli li prendiamo. Qua dovremmo tornare dall'altro lato, Sì. e difatti, quindi a questo punto dobbiamo andare qui. No, aspetta, prima qui. Salve. No, c'è un povero figlio. Ma che cavolo? Sparalo. Ma perché, Francesco? No, ma più che altro perché c'è tutta mo sta roba dietro. Ok, Proprio allora. un set. Sì. Allora, intanto prendo tutto. Ah, eccoli qua. Gli attrezzi. Ottimo. E la torniamo indietro. Eh sì, eh sì. Ah no, aspetta. Però comunque dobbiamo tornare indietro. Ah no, non c'era bisogno. Allora, qua tutto bene. Qua c'è una scala. A sinistra. Quindi Tocca prendiamo. aprire il grande Ehi, Sono cavi e stanno facendo degli esperimenti. la 124, 25, 26, 26 sono morti. Ok. Allora, preparo il piede di porco così nell'emergenza glielo do sulle gengive se È dice un'idea, qualcosa. un'idea. Allora, banco da lavoro è qui. Facciamo piede di porco, Ricicla pure, fai altro inchiostro. perché bottiglia di inchiostro la possiamo fare con altri 50. Va bene. Quindi col piede di porco possiamo togliere Aprire la botola. sia la botola che il cavo, mi sembra, da qua dentro. Vediamo. Ah, innanzitutto c'era il documento fuori. Brian Little, pozione testata Gigantus ok. 1. Regno di Surutor, quando la popolazione rimasta 120 pozioni ogni 6 mesi. Cioè ti fa diventare un gigante Quindi il letteralmente. colpo di scena di questo libro è che tu pensi che sia una situazione medievale vedendo l'ambientazione Sì. così, e invece in realtà è laboratorio e cose dietro. Vabbè. Allora, quindi se noi adesso andiamo qui, per questo ci vuole the Tron Vai, Case. continua. Vedi dove conduce nel mentre. Allora, Piano. cerca di capire dove conduce. Mm. No, Tronchesi. No, infatti no. Cavo elettrico da scossa. Allora andiamo alla botola. Per Allora, andare, sì. scendiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo alla fornace che c'è. Allora. Fornace. Vabbè. Allora. Piede di porco. Niente. Prova a usare l'inchiostro. Ok. Ok, tutto quello che tocca con il suo sangue mentre è dentro gli fa modificare la realtà vuole, scritta sì. nei libri. Ok, però fa un male cane. Eh. Scusami, dimmi il nome. Grazie, grazie. Charles, you? È come dire che Francesco è intelligente perché ha un cervello. Non No. sono collegate le due cose. È un test per vedere se è collegato, hai capito? Adesso è roba. O se ci costa come... Scheletrone. Allora, fogli di metallo prendi. E poi la porta. Quindi abbiamo sti 3 cristalli che ci serviranno per qualche enigma. C'è una porta. Suca. Ok, c'è. Beh. Il segnale l'ha dato. Ah. Sta chiave riusciamo a prenderla o Vediamo. cade di nuovo? D'ora in avanti non mi fiderò di nessuno, né di te
e del tuo libro né di chiunque altro. Prendi la chiave. Ecco. Finalmente la chiave è tua. È ricoperta di cenere e fredda al tatto. Ah, giusto. Bella presa per il culo. Ok. Però qui c'è dell'altro. Sì, c'è un barozzo. Allora, a parte che c'è un barile. 7. 7. Va bene. È vero, ma basta non dirmi nulla. E va bene. Allora, l'anello del conte. Oh, Sembra che l'anello non sia fuso Va nel bene. forno crematorio. Oggetto abbandonato che simboleggia una promessa o uno stato sociale. va bene. E all'interno ci sono 30 Fammi vedere la gocce. chiave che dice. Il sogno di ogni carcerato. C'era anche il barile là nell'angolo, lo zio. Aspetta, mo me li sto controllando tutti. Ecco qua, Oh, casse. cassone. Casse piene di ceneri. Vabbè. Casse piene di proiettili. Bene. Documentos. Greg, ho visto una persona nel crematorio la scorsa notte. O era un ladro oppure uno degli esperimenti sull'immortalità dell'alchimista ha funzionato. A ogni modo, fai attenzione. C'è Francesco in chat. Sì. È vuoto. No. È vuoto, l'ha detto il gioco, Non l'ho detto io. No. Ah, ok. C'era almeno qualcosa. Mi piace. Allora. È tutt'altro che piacevole. Se hai qualcosa con cui curarti, fossi in te ne farei uso ora. Ok. E usiamo una cura. Pezzo di pane. E ci fulliamo. Ok. Ah, la vita sta là. Che cazzo è la vista? C'ho sto coso. Allora, lettera. Su questa vecchia lettera c'è scritto: tutti i gioielli e il cibo saranno destinati a Vittoria di Brumin, figlia di Esmund III, dopo non oltre 3 giorni. Alexander di Mitia, maestro alchimista. Pernacchio. Ci sta. C'è una scala, c'è lo scrigno. Il trappolozzo. Oh no, sì. 24. Allora, lo zio. Allora, innanzitutto dobbiamo prendere un po' di inchiostro. Suca, aglia, poi uno ce lo togliamo da mezzo. Un culo da mamma. Allora ti ammazzano però, mo. Se ti prendono tutti e due ti ammazzano. Passa il turno? No, puoi combattere. Ok. Stordisce tutti, prova un po'. Ok. Quello è rimasto stordito. Il Bello. problema è che stiamo finendo. Devo fare per forza così. Assimila Devo un po'. ciucciare un poco. Ok, dopo. Ottimo. Dai, Ok. Ok. Allora, scrigno. Uno scrigno decorato. ma vaffanculo. Cos'è il Grimaldello. grimaldello? A posto, usa 5 oggetti nel corso delle interazioni. Attrezzi, gioielli e bottiglia vuota. Ottimo. Cumulo di ceneri. Sì. Che cazzo siete voi? 5 monete. Va bene. Vai, dite indie casuali che ho probabilmente già giocato così che possa tornarmi in mente qualcosa che non gioco da tempo. Come fai a dire indie a caso a questo? Non lo so. Come ce ne usciamo da questa situazione adesso, Gianmarco? Io non li gioco, quindi non so. Di che genere? Indie. No, indie è però. Indie è genere. Oh. Che tipologia? Vuoi un indie o solo un indie? Ho un indie Fallon. Come Jimmy Fallon. No, aspetta, fermo, scendi giù, scendi giù. Bravo uomo che non sei altro. Allora, intanto io riciclo qua Ci manca un solo pezzo per le tronfisi. gli stracci. Questo lo possiamo fare.
E questo dovrebbe curare, secondo me, un bel po' di... 100. Minchia. Ecco Tutto qua. ciò che non sia un tower defense, una visual novel o un gestionale. Ecco, allora, io sto a posto così. Io qui... Eh, Come lo aiuto a Francesco adesso? io non li conosco, Francesco. Mi dispiace. Prova a cercare Golbat. Però tutto attaccato con la G Un'unica maiuscola. parola. Sì. Ok. E fino a qua ci siamo. Allora, io mangerei pure perché non abbiamo energia. Scorta ingredienti per il laboratorio di Alexander Dimitia. È vuoto. No. Siamo stati goldati. Sei proprio stato goldato. Allora, e qui c'è un bel laboratorio con gli stracci, vero? Ma È successo qualcosa nel laboratorio. Ok. ya, non fatemi comprare Atlas. E fece, ma io non li conosco, che ti Che dico? cazzo è Atlas, mo? Spiega un po' che cos'è? Niente. Una serie di ingredienti nel calderone. Allora, leggi il ricettario. Acido corrosivo, sale verde, più zolfo blu, più piombo rosso. Vediamo altri punti prima. Allora, aspetta, qua dobbiamo Mamma, capire come si fa. allora, Cercatelo, io non ho idea di come spiegartelo da zero. Vabbè, mo vediamo anche quello. Allora, leggiamo. Iniziare o terminare con il sale reca solo quindi male. il sale va nel mezzo. Sì. Piombo prima dello zolfo comporta sofferenze a tutto tondo. Ok. Alcune gocce di acido. Non c'è scritto No, e niente. non vuol dire niente sta cosa. No, sono andate le pagine, le gocce d'acido E sulla quindi pagina e non si è un legge 50 niente. e 50. Allora, leggi gli appunti sul piombo. Il piombo comincia a bollire. Ma Ma io stavo soltanto leggendo. Aglia. Allora, però scusami, perché dice sale verde e zolfo blu e poi là ci dice di nuovo? Cioè, che io ho è premuto perché rimane? volevo leggere Hai gli ragione. appunti. Vabbè, Zozzi, la cosa possibile è una, se il sale sta in mezzo, prova zolfo, sale, piombo. Sale e piombo. Ok, Fatto. a posto. Vai. 50 e 50 vinto. Computer portatile. No, portatile. Ah, vabbè, è una marca un po' particolare. Sai come si adopera? Ok, quindi loro non conoscono effettivamente i computer. Ok. C'è l'antico ritratto di una donna. Un cosa? Allora, ci sono solo due schede aperte. Esamina la cronologia. Lezioni di guida online, oltre a un mucchio di denominazioni chimiche. Prima scheda. Luoghi di sepoltura di Brema. Ok. Sì. Ok, voleva riportare la sua amata in vita. Mettiamola così. Ok. La seconda. Bevi pozione. Sei morto? Non ha funzionato la pozione. È stata una lama Ha un po' sigla. di logica come ragionamento. Un incaglio di non poco conto. Mm.
Va bene. Allora, pozza di acido. Però. Questa è la scala che porta giù. E non succede niente? No, Cioè, penso mo che ci possiamo- possiamo creare solo uno shortino. Ah, no, niente. Bloccato. Aspetta. Ah, puoi spostare? Sì. Topperia. Ecco qua, la stanza che stava giù. Però ci stanno quelle cazzo di tronchesi da fare. Ma non troviamo i Dove ti vestiti. gastavo il pezzo. Aspetta, con lui poi non abbiamo provato a parlare. Vediamo. Dalla maglietta non so perché mi viene da pensare che è uno degli sviluppatori, non Sì. so. Esamina il prigioniero. Division. Non l'ho mai sentito prima. No, hanno sperimentato la pozione, mi sa. Beh, sì. Allora, iniziamo a mostrare il volto. Sì, Sempre ci relativamente parlando, eh. Allora, perché la tua maglietta è piena di buchi? Quel fetente mi ha sparato. Quale fetente? Ah, ok, stesso l'alchimista, quindi l'alchimista non sta tanto bene. sta. No, vabbè, hanno dovuto testare Comunque. se la pozione funzionava. No, ma è giusto, fai una pozione, la devi provare. Tu hai mai Marchio provato registrato, bravo. una Orange Bull? No. No. L'hai provata? No, aveva un sapore simile. Non l'ho provata, non lo so. Ok, quindi ha funzionato? Ok. Questo punto va bene. Chiara non filtrata comunque. Ok. Arrivederci. No. Ci posso riparlare? Dai, ti libero, dai. No. Grimaldello. No. No. L'ho presa da un tizio. Ok. E poi tu volessi mai Cioè, io ti volevo pure liberare, ma nel libro non c'è scritto questa cosa. Allora, qui abbiamo visto tutto, Speriamo che non finisce la cosa senza usare le tronchesi. Vabbè, ci resta ancora comunque una stanza, magari è lì dentro. C'è ancora questa parte qua. No, e non sono selezionati. Scheletro senza testa. Ok, allora aspetta. C'era prima qualcosa qua. Un po' di pane, ottimo. Siamo andati qua. No, qua non ci siamo mai venuti. Meno male. Passaggio bloccato. Mazza, mazza. Vai di mazza. Opla. Qua non c'è niente. C'è un documento qui sopra. Questo vecchio biglietto c'è scritto: Alessandro Di Mitia, l'alchimista reale, si è macchiato di un crimine spaventoso. Quella canaglia ha preparato una pozione che prometteva di conferire l'immortalità al re, ma in verità si trattava di veleno.
Esigo che l'alchimista venga decapitato e che il suo covo diabolico venga murato. Il consigliere del defunto re Edmund III. Quindi gli ha ammazzato il marito a quella. È stato un po' stronzo. Allora, e qui ci devono stare gli stracci. No, ci sono degli attrezzi. Allora, attrezzi intanto li prendiamo. Poi vediamo un attimino qua cosa c'è. No, no. Puttanazza! Oggi ti convengono stordisci tutti. Ah. Ok. Ok. Per forza così devo fare. Un altro danno me lo devo prendere. No. Ah, fai fuori quello grosso, esatto. Se stordisci tutti. Quello è morto. Suca. Suca. Godo. Ok. Ma un po' di power up, qualcosa, niente? Allora, aspetta, piano piano. Materiale. Ma vaffanculo. Un Progetto. progetto. Progetto per la ricostruzione del carcere in cui ogni Non è dettaglio... lasciato al caso. Ok, armadietto. Buono. Va bene. Nient'altro. Come porta per l'esterno? Sta uscendo di tutto. Infatti sì. Ok, e noi come usciamo? Schizza l'acido sulla Però porta. aspetta, lo vogliamo fare? Schizza l'acido sulla porta. Dobbiamo andare Ah, questi subito qua con non ce l'acido. la fai. Sì, sì, sì. Ci possiamo provare, ma è una porta di metallo super resistente. Questa come la butti giù? Oh, salve quello! Oi, quello, Buonasera. bonsoir. Ciao bello! Bell'acido, via. Vai! Abbiamo anche avuto una bella schizzata in faccia per farlo, quindi a sto punto. Rimuovi il tappo dell'ampolla con l'acido. Va bene. Un odore pungente riempie l'aria. I fogli sulla tua testa cominciano pian piano a seccarsi e a No, no. curvarsi. Va bene, versa la pozione sulla porta. Non la usare perché secondo me... A posto. Abbiamo aperto la porta. Tutto bene. Abbiamo trovato sto giochino alquanto simpatico e lo stavamo provando stasera. Molto rilassante e con una trama un po' particolare. Oh no, stanno sparando. Problema. Ma non posso andare a vedere fuori se c'è una pistola da qualche parte. Magari si è sbloccato qualcosa perché siamo andati avanti. E a questi gli hanno preso tutto. Tutto. No. Non c'è niente. Sì, praticamente è una sorta di ladro. Gli hanno dato l'incarico di rubare da un libro la pozione dell'immortalità e noi adesso stiamo affrontando quello che sembrava una prigione medievale, ma in realtà sta uscendo un laboratorio dietro. E a noi a casa ci hanno sequestrato tutto e abbiamo delle manette che non ci permettono di fare gli scrittori. Queste sono le uniche informazioni che abbiamo fino ad ora e possiamo entrare e uscire dal libro in qualunque momento, almeno per ora. Allora, qualche oggetto di difesa fuori non c'è niente. A sto punto curiamoci pure. Corridoio dell'istituto di ricerca. Allora, Gemma, sinistra o destra? Sempre a destra.
No, Gianmarco, hai Non a scelto male. destra. Andiamo dall'altro lato. Questo è l'ufficio del direttore e il direttore se n'è È andato. morto. Sì, sì, molto molto particolare. Che alla fine comunque è un'avventura grafica con piccoli combattimenti a turni, mettiamola così. Allora, cosa hai sullo schermo? Allora, leggiamo tutto. Tentativo numero 344 di ieri, condotto dall'alchimista, si è rivelato infruttuoso. Il corpo della cavia è stato distrutto. Ci restano solo 4 cavie. Questo ci obbliga a sospendere la ricerca per circa 2 mesi. L'alchimista ha smesso di ostacolare il processo. Credo che si stia avvicinando a un rapporto che non è che abbia detto chissà quanto. Allora, leggi la fattura spedita da Reversi. Area complessiva, ok. Cazzarola, spendevano un bel po' di soldi per gli esperimenti. Esattamente come... Ok. Capo della sicurezza. Ok, sta dando altri nomi e altre cose. Allora, fila di documenti. Qui non c'è niente. A questo punto dobbiamo andare per forza agli spari. È particolare questo come gioco. Sì, molto. Sì. No, È morto. è morto. Di qua c'è qualcos'altro? No. Città. Ah, Ho capito, sei scappato subito però. Aspetta un attimo. Taxi? prendiamo quel taxi. Sì. Eh, Butta fuori il tassista dal taxi. Proviamo a cambiare aspetto, così vediamo se va. almeno così. Non è che cambi molto la situazione adesso, eh. Però sembra un po' un taglio di capelli, dai. Beh, Senti, ciao. vabbè. Va benissimo. Ok, mini attività mentre siamo in auto. Oh, l'ho trovato. È un inseguimento mozzafiato. E non si è visto un cazzo di È molto niente. meme, diciamo, eh. Ok, va bene. Comunque alla fine siamo arrivati Sì, qua. L'abbiamo sì, preso, sì, l'abbiamo fatto entrare nel muro sì, e io penso che se qualcuno ha un incidente del genere, per un buon 95% sì. dovrebbe essere morto. Non è questo il caso. Ah, Francesco dice molto bello da vedere, interessante. Quindi, Vai, Francesco, tanto hai capito? l'alchimista è qua a terra e l'abbiamo trovato. E al braccio. No, alchimista posa. Ok, la pozione l'abbiamo trovata. Non è vero, mi sono cascate le palle. Vabbè, Francesco, mi dispiace per te. Quando è che non ti cascano a te, France? Proprio in generale nel mondo. Mm,
scelta morale. Ok. Ma quando ci sono giochi interessanti in genere. Ah, vabbè, Francesco, se manco questo ti piace, noi non sappiamo più che dirti ormai, Francesco. Allora c'è una scelta morale. Eh. Che più che altro l'esserino nella gabbietta ci sta dicendo. mm. Se tu togli sta pozione tutta, smette di esistere pure nel libro, quindi lui non troverà e non riuscirà mai a completare la sua storia e a salvare la sua amata. Quindi possiamo o giocarci il tutto per tutto e dividere la pozione a metà, Vogliamo provare? con la scusa che c'è stata detta anche dall'esserino, ma quelli ti hanno detto porta la pozione, non tutta la pozione, tu gliene porti Vai, una parte. dai. Cerchiamo di essere buoni. Anche perché poi sarebbe un bel problema per noi dopo. Mm. Dividi la pozione in parti uguali. Non c'entra niente. Svuota la Ho bottiglia. provato Marvel Rivals e ho ragione, ci sta. No, quello è simpatico. È simpatico molto. Francesco ha scritto un altro messaggio. No, no, non ti preoccupare, quello quando sono sti giochi così, con sti momenti così, parlate pure tranquillamente, non ti preoccupare. Sali un attimo su Quindi la chat. quale personaggio ti è sembrato più sulle tue corde? Qual è quello che ti è piaciuto di più? Cosa hai detto tu? Sali con la chat che Francesco ha scritto una cosa. Sulla falsa riga di giochi Oh no, ok, quello là che stavi leggendo, sì. come game deck senza dare niente di nuovo per me, torno alla altra ricerca. critica, ok, vabbè. Dai, no. Ciao Francesco, torna alla ricerca, vai. Signore e signori, l'uomo più amato dalle casalinghe italiane, Mamma mia, che Francesco. palle. Una vita di no e di lamenti. Io Rivals lo sto trovando onesto. Sì, con gli amici si Tu diverte. entri, vai lì, ti fai la partitina, Una arrivederci e partella tanti che saluti. godi. Sì, Una va bene, una va male. no, si gioca, se c'è qualcuno con cui giocare sicuramente è molto più divertente. No, esclami trattenendo il respiro. No, non Ok. sì. Sì. No. Mi hanno fatto cadere pure la bottiglia in testa. No. Ti devi divertire. Penso ce l'abbia con te. Ma io di fatti io mi diverto. Io mi diverto. Guarda che tu Con non ti tutti. diverti con niente. Con tutti. A me pure se mo non c'era questo e mettevo Starfield un'oretta, io mi divertivo. Mi riesco a divertire pure con Starfield, pensa un po'. No, mi ci diverto con i titoli che meritano con piacere, Francesco, lo sai. È rimbalzata, è tornata sopra ed è presa a volo. Popperia. Senti, abbiamo la testa a forma di libro e siamo dentro un libro. Che cazzo di leggi della fisica vuoi tu a quest'ora? Anche io mi diverto a martellarmi le palle. Buon per te. Perché non ti diverti? Rilassati. Scegli il primo titolo che ti viene in mente senza pensare perché hai scelto quel titolo, lo installi e ci vabbè. giochi. Via. Ma perché sempre a lui? Io devo fare quello che dice il popolo. Se il popolo dice fai questo, io devo farlo. Vado a dormire. No, ma non è vero. Mi dispiace, è il momento che capita. Dai. Capita. Buonasera Gabri. Sì, è andato a dormire Francesco, l'abbiamo mandato a dormire coi pesci stasera. Allora, di solito uso la tipa scoiattolo. Ok, io non l'ho mai usata lei per il momento.
Io ho trovato Mr. Fantastic che stanno nascendo delle gran belle fight. Allora. Ok, sto libro lo abbiamo finito. Mi ha scritto Ionilla. Ecco, no. Star-Lord pure lo Bello, uso, sì. è simpatico. Però di base comunque è davvero un bel titolo leggero, calcolando pure che è free to play. E poi i personaggi sono Marvel, non è che su cose che sembrano Marvel, tu li guardi da lontano e dici oh quello è Capitan America, poi ti avvicini e uno palcao. Allora, io riconsegno la borsa. Quindi mo passa il fattorino a prenderla. Allora lo dobbiamo portare al piano di sotto, anche se si glitcha un pochino la valigia. Mister Fantastico l'ho provato ma non mi trovo bene. Anche questa è una cosa bella del gioco, che comunque i personaggi sono tutti caratterizzati bene e sono alquanto diversi tra di loro, anche in base alla stessa categoria. Uno si mette là, si trova quelli con cui più si trova e riesce a giocare. Il primo gioco dove io riesco a provare, ho provato pure Overwatch per tanto tempo, ma ne utilizzavo 2-3 e niente più. Invece con questo mi diverto proprio a provare altri personaggi e ho quei 3 o 4 che con questo sto riuscendo ad utilizzare tranquillamente. Mister Fantastic più che altro devi avere qualcuno che ti cura dietro e ti fa fare bene da muro. Ecco, di nuovo Gigi il terrorista. Allora, a questo punto bravo, missione completata, però devi ancora lavorare per noi, anche perché ha detto sono 6 libri, cioè 6 colpi che dovevamo fare. No, se ne è reso conto. È reso conto. No. Sei licenziato. No. Quindi game over? Non lo so. E mo? E mo non lo so neppure io, che mo ho detto ok, mo andiamo a dormire. F4. Allora ha detto c'ho sonno, vado a dormire. Mo o ci troviamo qualcuno che ci spara durante la notte. Speriamo di no. Allora, termina il primo libro. Sì, ma difatti le skin ne ho pure prese uno o due, ma perché sono personaggi che utilizzo, cioè ti invoglia a giocarci, questa è la cosa che sto trovando personalmente simpatica. Poi è gratis e quando le cose sono gratis e funzionano bene a noi ci può soltanto che fare piacere. Che cos'è mo questo? Potenziamenti? Oh sì, lo scudo. Oh yeah. 2 punti di scudo per un turno. Ok, almeno possiamo prendere qualche danno in meno. Ottimo. Sì, sì, c'è il negozio con le varie skin. Io personalmente consiglio di prendere il pass perché comunque già tipo questa stagione sono 10 skin che danno. C'è quella di Wolverine che è bellissima. Però i pass una volta acquistate le versioni premium non scadono, quindi uno comunque non è che deve stare lì tutto il tempo a giocare per terminare, fare gli obiettivi e tutto. Ci sono gli eventi settimanali e si riesce a prendere già qualcosina da lì.
Se metti il negozio ci sono al momento un paio di skin generiche varie per tutti i personaggi e poi per alcuni già sono uscite le loro varianti versione MCU. Alcune sono belline proprio. Oh no, il poliziotto. Ha scelto l'editore presso il quale sconterà la sua pena? Non ancora. Hanno tradotto il gioco di Detective Conan per PS2 in inglese. Mo, se hanno tradotto anche i nomi, mi sparo. Ma non era andata a dormire? Vado a dormire? Addio? Ma Torna. Vabbè, vabbè. Quindi hai trovato qualcosa con cui giocare? puoi giocare a quello. Tanto si è arrabbiato di nuovo. Ora vado a Ora dormire. vado a dormire. Vabbè. Va bene, va bene. Ma perché? Va bene. Animali fantastici e dove trovarli? A posto. Ecco qua. A posto. Poi domani riappare, rompe i coglioni. Non c'ho il mondo. Ecco, va bene. Allora, ha avuto contatti con altri scrittori dal momento dell'arresto? Oddio, uno ma era morto. Non ho parlato con Ma nessuno. non è un contatto però. Non ho fatto niente con nessuno. No, so che non è consentito. Ultima domanda. È stato coinvolto in attività illegali nel corso del mese scorso? Maresciallo, assolutamente no. Ma non scherziamo, bro. Ho preso nota della sua risposta. Conferma che tutte le risposte da lei fornite nel corso di questa telefonata sono veritiere? Assolutamente sì. E neanche 24 ore prima stavamo commettendo un furto. Vabbè. Ok. Ok, altro incarico. No. Hanno sbagliato uno. Vabbè. Ma tutta la nazione chiama solo qui. Ok, va bene. Ah, ok, lui ha cambiato idea, comunque ci dà un'altra chance. Vabbè, siamo stati fortunati. Vabbè. Grazie. Gentilissimo. Sa. Quindi ci manca da sapere in quel libro, in quel condotto, cosa c'era. Palle. Allora, vediamo il secondo libro. Che cos'è? Allora, secondo libro, cosa dobbiamo rubare innanzitutto? Allora, dobbiamo rubare. Su questo foglio è riportato un messaggio misterioso. Il contraente accetta di introdursi nel libro Il martello scintillante di Torben Zakiski e di impossessarsi dell'oggetto chiamato martello di Thor. Il committente accetta di corrispondere la somma pattuita al momento dell'esecuzione del presente contratto. Va bene. Vabbè, dobbiamo rubare il martello Va di Thor. bene. Facile. Cosa sarà mai? Un buon libro, anche se ha tutta l'impressione di non volersi spingere al di là del semplice progetto editoriale. Cos'altro ci si può aspettare quando si dà una passata di vernice a una manciata di miti e leggende? Lo ammetto, non avrei mai immaginato che qualcuno sarebbe riuscito a creare un minimo di interesse partendo da elementi così antichi. Vabbè. Entriamo nel libro di Thor. Allora, che ambientazione sarà adesso? Strada innevata. Oh, che bel posto. C'è la birra Thor. La birra Thor. Ok.
Ah, se volete che vado più piano con i dialoghi, ditemelo, eh. Ma perché con i punti si può bannare Alistar? Allora, Alistar si banna perché il bastardo, il psicopatico, il cretino, il deficiente, nonché carissimo amico, Il poldo. ha avuto per un paio di serie in cui eravamo in live dove riscattava il ban della mia voce durante momenti in cui io dovevo collaborare con altre persone e parlare per forza. Quindi per vendetta ho abbassato e creato il nuovo obiettivo canale in modo tale che chiunque con soli 50 punti lo possa cacciare. Io quando posso offendere quell'uomo e fargli qualcosa in questo modo sono contento. Dite che sono una persona cattiva, non mi interessa. Però hanno ragione. Però io quando banno Francesco, sto felice, senso di felicità. Oh, grazie a voi, grazie a voi. Ci diamo una mano l'uno con gli altri e tutti andiamo bene. Anche perché l'ha fatto pure 2 o 3 volte di fila in alcune occasioni, quindi... Allora, situazione ancora più particolare. C'è un bel cartellone pubblicitario della birra Thor. Ah no, è la batteria Thor. Sul cartellone c'è scritto: le batterie Thor manterranno il tuo frigo carico per ben 3 giorni. E c'è un robot impiccato. O in questo caso appeso. Cioè che poi il motivo del ban della mia voce è perché io gli volevo regalare il nuovo Assassin's Creed e a lui non piace e si arrabbia. No, se per voi è normale che un amico si arrabbi per il regalo di un altro amico... Io sono d'accordo con te, è veramente un non lo pessimo so. esempio. L'amicizia non è così, non è proprio così. Uno vuole fare un Perché regalo, aiutare. uno vuole aiutare, vuole... niente. Vuole Il fare- suo nome è Modi. Vuole fare un pensiero. Appunto, ti regalo un gioco nuovo al day one, anche perché capita spesso e volentieri che in qualunque esempio, qualunque cosa parliamo, anche quando ci troviamo un po' il pomeriggio sul Discord, finisce sempre che Francesco nomina Assassin's Creed in un modo o nell'altro. Quindi penso che gli piace, quindi regalo l'ultimo capitolo al mio amico e si incazza. Molto. Cioè, non è ancora uscito il gioco, non l'hai provato? Poi mi rompi il cazzo a me perché non mi faccio regalare il PC. Capito? C'è un attimo un dislivello sulle... Ma però... devi vedere dislivello. Una puntina. Ok. Cazzo, se ci fossero stati pure i dialoghi doppiati sarebbe stato perfetto. Sì, sarebbe stato molto figo. Noi qualche volta ci mettiamo e doppiamo pure, però arrivati ad un certo punto diventa un attimino difficile. Va bene. Allora, chiedi del martello di Thor. Ok, in questo mondo c'è la centrale elettrica di Thor. Va bene, va bene. Giustamente. Pure io Ah, ok, lui ha controllato il martello proprio ieri. Ok. Ok. Ah, io oggi ho deciso un altro dei giochi che porteremo in live. Dimmi un po'. In Zoe Ma ok, è uscito. è stata annunciata la data di marzo, quindi uscirà in accesso anticipato. Ah, ok. Più che altro mi sono convinto per un'altra cosa. È uscito un video da parte di Nvidia di un paio di giorni fa
dove comunque i personaggi Mhm. comunque hanno una sorta di IA sotto che regola le attività che fanno durante la giornata, capiscono un pochino quello che fanno, come si muove, per caratterizzare un pochino il personaggio. Quindi sarà una simulazione anche con un pochino di intelligenza artificiale sotto e sinceramente avendo visto anche il video di parliamo di videogiochi che l'ha provato e ha mostrato già qualcosina e secondo me quello potrebbe essere divertente. Tipo pre-live, il tempo che vieni tu, bevi. Beh, idratati. Aspetta. Sì. Tira bicchiere. Tanto ci Bravo. abbiamo la brocca qui sopra, a posto così. Distributore infinito. L'acqua si rigenera da sola. Magari. Acqua infinita. Allora, no, usiamo l'inchiostro per farlo scendere così evitiamo danni. Mentre quello giustamente ti dice dopo che fai una bella bevuta, ti devi anche sgranchire. Dai. Vorrei finire un attimo sto dialogo perché è eterno. Ah, Ok. ok, aspetta. Anche perché è stata una giornata bella dura oggi alla fine, A posto. E ringraziamo Gabri che ci tiene alla mia salute. È anche quello che ci tiene la tua salute in questo caso. Poi manda messaggi con link contenenti virus tramite Steam senza volerlo. Ma dove Gabri li può? Allora, la leva qui non funziona. Però ci sono due slot Cosa ha per le mandato? Ora sì, batterie. che cos'è qui con quelle due cose? LOL. Ah, LOL, non È un riesco a vedere. LOL. Ho appiattito le voci. Oh no. Dobbiamo uccidere quel robottino per prenderci No. una batteria. No. No. Ah, aspetta, lo disattiviamo solo temporaneamente. Temporaneamente sì. Ok, vabbè. Uccidere Robottino, no. robottino, Robottino è stato gentile ed educato. robottino, non vieni muore. qui. Robottino. Ho fatto pure amicizia col cane. Ah no, è un gatto. È un Sembrava, gatto grosso, sembrava comunque. un cane da qua, È vabbè. un gattone. Vabbè. Dammi batteria. Ok, dobbiamo ricordarci di rimettere la batteria a lui se è possibile. Ah, noi dovremmo vedere pure il fatto del martello, oggi che si può restituire. Potrebbe essere una quest pure quello. Ok. Ho scoperto la tattica per non prendere virus. Si chiama virus total. No. La tattica per non prendere virus si chiama attento a dove metti i piedi su internet. Ti basta questo. Gabri Ponte. Che è sto virus total adesso? Mamma. Pare un Questo- medicinale. Questo è che l'antivirus cazzo che ti fa venire i virus. Ma che cos'è sto? Ma che è sto virus total? Ma non c'è bisogno di sti programmi per far funzionare correttamente un PC, vai tranquillo. Anzi, appesantiscono solo il computer in molti casi. Ecco qua, si è spento. Allora. Ma quello ci provo già. Virus total, clicchi un file e ti detecta i virus dentro l'app di un sito, non qualcosa. Ah, ok. Con me di fatti c'ho Defendere, sto abbastanza tranquillo. Eh sì, vabbè, un gioco 3 ore cazzo e COD. Non nominiamo COD. Allora, io metto la batteria. Il simbolo più va sopra o sotto? Di solito più e meno. Più e meno. Non è successo niente. A posto. Vabbè. Ma perché?
Salve. Allora, biglietto da visita. Ispettore capo. Va bene. Eh sì, vabbè, un gioco 3 ore, cazzo e COD. 3 ore di installazione che un altro po' su quasi 200 giga. No, trovo troppo. L'ultimo almeno su tramite il Game Pass mi sembra comunque che potevi fare l'installazione modulare, installarti almeno solo quello che ti serviva senza andarti ad installare tutto. Un mese e 21 ore. Beh, Minchia. Me lo immagino a Gabri vicino agli amici. Ragazzi, io tra un mese gioco. Ragazzi, mi dovete dare un mese però. almeno Datemi un mese realtà, perché c'ho un attimo. sì, un mese e C'ho un quasi un altro problema. giorno, quindi un mese e uno. Allora, nella scatola. Va bene. Jormungandr. Va bene. Infatti lo diceva nella recensione. Ah, non era un mese, era un anno e 4 mesi. Ancora peggio. Va bene, Cap, c'è un problema. Gabri, che linea c'hai a casa? Scusami. Mi sembra un pochino esagerato. La fibra, ma non funziona. Ma è una fibra un attimo con qualche perdita, perché è impossibile che ci vuole un anno. Pure quello è rimasto stunnato, infatti. Ah, proprio ah. Ma quindi sta batteria la puoi rimettere nel robot? Allora, aspetta. Sì, io mo mi prendo la batteria da qua. Non togliere la batteria. La devo prendere per forza. Giustamente perciò lui è morto congelato, perché qualcuno gli ha tolto la batteria mentre era qui. Non vedere. Non lo so, Vabbè. non lo so. Aspetta. Mo anzi va benissimo, non laggo mai, immagina se avevo una connessione di merda. La fibra quella per fare le corde è possibile perché è troppo Però, tempo, Gabri. comunque non va bene che con la fibra ti dica un anno e 4 mesi. Cioè, io dico, bene amico mio, ma c'è un Oh, è problema. troppo. Non dico tanto, un paio di ore. A seconda della fibra, a seconda di quello che c'hai. Spiegavo tutte cose, la fibra di Ma neanche quella c'hai. O c'è qualche problema sulla Play, sul PC o dove stai scaricando, e che è impossibile tutto sto tempo se c'hai la fibra. Dove? Si qua? No. Noi abbiamo fatto tutto sto casino. Buonanotte Gabri, buonanotte bello. Gabri, buonanotte, non consumare banda, se no ci metti più tempo. Non vedere niente, non fare niente, fallo scaricare. Aspetta, leva. Minchia, va bene. Ma questo ma poi tutte le mattine devono alzare e abbassare la cosa. Vabbè. Allora. C'è qualche robottino che è impazzito o qualcosa di grosso, eh. Allora. Sì. Iniziamo a fare il giretto esplorativo. Tanto qua ci attaccano, la zona è grossa. Tiro una pietra. No. Ok. Non è che la possiamo prendere.
figlia di Thor. Mm. Però la possiamo usare penso anche sul primo, lo zi. Su quello a cui l'abbiamo presa Allora, prima. tanto qua ci sono degli attrezzi. No, non so, erano quelli per fare. Che ci mancava Gli per fare? attrezzi nel Nei tronchetti. Che stoffa. stoffa? Fare tronchetti. Ma fatto sta che non possiamo tornare più in quel libro comunque. Mm. Allora, c'hai una batteria? Sì. Allora. Vediamo un po' se ce lo fa fare. Ok. Inserisci una batteria. No, Non stai mentendo, ce l'hai. ne abbiamo un sacco. Ce l'hai. No. Ce l'hai. Non Allora, mentire. però è una sola. Non mentire. Non mentire. Allora, ce ne servono due per dei pannelli, ce ne servono tre. Vabbè. Però si deve fare. Si deve fare. A proposito di mentire, c'è stata una notizia interessante Che è stanotte. successo? È uscito una dichiarazione del CEO di CD Projekt. Ok. Ha detto, uè, papà è esordito così, uè, Ok. noi non collaboriamo con Sweet Baby Inc. e compagnie del genere, anzi, noi abbiamo saputo stamattina. Però poi sembra che sia uscito fuori che una delle persone assunte di recente da CD Projekt è sempre uno di quei personaggi che gira e sempre là vai a finire. Quindi tutti si stanno chiedendo se tu CEO dici che non conosci certe cose e poi assumi persone che provengono da lì. C'è un attimo Un una... po' strano, eh? Perché dico io, se so per una consulenza positiva, le consulenze sono positive di solito. Dovrebbero. Quindi perché uno dovrebbe vergognare nel dire sì, io collaboro con queste persone? Cioè non dovrebbe essere una cosa di vanto. In questo caso no. In questo caso proprio no. Stiamo trovando di tutto, ma non troviamo del tessuto. Allora. Però mo adesso abbiamo ancora Vedi un po'? piede di porco, no, ma ci dobbiamo rifare No. tutto. Quindi vanno al libro gli Allora. oggetti. Quindi in ogni libro dobbiamo trovarli tutti. A posto. Oh, Allora. buonanotte anche a te allora, quello. Poi quello, buonanotte. Buon riposo. Sì, che è iniziata pure la settimana e... Mamma mia, bella dura proprio. Quindi dobbiamo trovare tutto in ogni singolo luogo prima. Ok. Va bene. Allora. Vediamo le tracce. A questo punto devo esaminare semplicemente ogni singola cosa esistente. Qua ci vogliono altre due batterie. No. Vediamo se possiamo fare qualcosa qui. Sotto noti una puzza blu. Ok, quindi che cazzo è successo in questa fabbrica? E ci serve un kit per il veicolo qui. Ok.
Molto bene. Va bene, va bene. Usa l'inchiostro. Chiedi al vicino. Mi scusi, ha un kit per riparare un veicolo blindato? Ok. Va bene. Ok. Quindi dobbiamo anche vedere se c'è possibilità di aggiustare il veicolo qui. Di qua dobbiamo chiamare un ascensore qualcosa per andare su. A questo punto c'è. Qui ci sono le macerie. Niente. Non c'è versi. Non è che posso riprendere le due da fuori. Non lo so. Vabbè, Poi Peppino. Salve Poppins. Salve bello, buonasera. Venga, venga, si accomodi. Allora, non possiamo neanche forzare il coperchio. Bello, tranquillo. Scusate. Come si chiama Enzo il gioco? Book. Bookwalker. Bookwalker. Quanto pare in questo. È un libro. Sì, in questo mondo, nel mondo reale, quindi non qui, tu, come si dice, gli scrittori sono, hanno proprio poteri nei racconti, quindi sono soggetti a leggi particolari e noi abbiamo avuto 30 anni. Noi mo ci serve un oggetto per andare avanti, quindi noi possiamo tornare indietro. E usciamo fuori dal libro. E per scontare la pena devi lavorare presso case editrici e fare missioni, quindi devi recuperare oggetti specifici nei libri per i clienti. Signor vicino, Mo stiamo cercando il martello di Thor. Ok. Sì. Direi utile. Sì, nel primo libro invece c'era la pozione dell'immortalità. Sì, sì, sì. Ciao. ok. Noi ieri abbiamo sentito dei rumori, però Diciamo, scusami un attimo, No, Ah, boh, però poi là il martello gliel'abbiamo ridato, quindi no, il martello non gliel'abbiamo ridato. lascia se gliel'abbiamo dato. Ok, io comunque volevo andare giù per vedere No, se ma ci fosse qualcosa. Dobbiamo ridare la mazza, lo zio, è un casino. No, 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 no. No, chi è? Tra vicini? No, Nessun perché poi problema. è un gigante di 2 metri. Pranto? Eh no, aspetta, c'è qualcuno allora. Capisci il motivo per cui noi non dobbiamo dormire? Uno scrittore? Mm, Is possible? Come? No, chi si riferisce? A te e a lui. noi generico. Chiuso, mi serve una chiave. Ecco. Allora. Signore, questo mo la sente la porta? Quindi ci deve essere qualcos'altro. Sì. Allora, qui c'è qualcosa? Niente. Qui c'è qualcosa? Niente. Qui c'è qualcosa? Niente. Idem con patate. Ah, eccola qua. A posto. La Funkel. Quello sarà un problema per i noi del futuro. Sì, sì. Non ci stanno problemi. Ok. E la palla l'abbiamo presa. Posso rompere il lucchetto con la palla? Penso attirerebbe un po' l'attenzione del condominio, no? Sembrava una buona idea, però. No, per carità di Dio, però. Vabbè. Allora. Rupe. La rupe dei re. Va bene. Quindi ma adesso abbiamo liberato il robottino e penso una batteria. Sta facendo il pupazzo di neve. Ok. Non No,
voglio andare a dormire, voglio giocare. No. Sì. Realizzerò un No. pupazzo di neve. No. Sei un SSP. mostro. Questa Orribile. naturalmente. Qua ce ne vogliono altre due. Sei stato golbattato. No. Diciamo, Allora, di qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Quindi adesso dobbiamo... Due batterie. Ah, due batterie ce l'avevi, da Zimo. due batterie ce l'abbiamo, allora adesso possiamo fare prima qua. Dai, fai questo, dai. Deposito. Deposito è buono. Ok. Il deposito ci piace. Anche perché poi ci riprendiamo le batterie, quindi. Allora, salve. Guarda, robot senza batterie, cioè, te lo dice proprio, muori. Che vuoi? Poi... Pezzo di C'è un carta. pezzo di carta, ok. Ah, Mm, ok. Abbiamo una vecchia foto di un'area della fabbrica. Su cui indica non X euro. Vabbè, forse si vedrà. Ci ma sarà un dovrebbe indizio. essere dall'altro. Dalla foto qui. Ma è troppo piccolo, no? Adesso fa Recensione niente. qui. Vabbè, comunque sarà dall'altro lato, quindi mo più che altro qui non possiamo fare Ok. niente, non ci serve batteria. Questo è rotto. Vedi pure i poletti. No, queste sono tutte batterie che servono. Se funziona il tutto, eh. Sì. Allora, a questo punto possiamo. Scatola degli attrezzi, una batteria qua dentro ci sarà. La chiave, il tesoro. Ah, ok, ha fatto di testa sua. Vabbè. Che cazzo è successo? Ok. Kit di riparazione. Ok. Dobbiamo stare più attenti, mi sa, così. Sì. Sì. Niente, possiamo fare un cazzo. Possiamo fare un cazzo di niente. Allora, intanto ricicliamo qua, almeno sono 29. Allora, andiamo all'uscita. Di qua non c'è nient'altro. Quindi se io adesso mi riprendo le due batterie da qui. Ah, ok, aspetta. Sposta leva. Ok. Quindi mo le possiamo mettere di là. Sì. Ecco. Corrente di riserva attivata. No. No. Cosa? Mm. No, lo zi, basta inchiostro, c'è un casino. No. Beh. Ma perché? No. Non credo di no. Va bene. No, mi è caduto un po' di inchio. Madonna. Almeno non è Faccio successo toccare. niente. Allora, scudo. Sì. Che lui fa folgora. Che cos'è assale? Ok. Facciamo questo fine a domani. Ok. Penso un po' inutile, no? Ah, suca.
Aglia. Maonna lezzo. Devo restare per forza con uno. Il problema è che se missa all'attacco il nostro, noi siamo morti. Ok, è a posto. Ti stavi fermo, non ti sarebbe successo niente. Va bene. Vedo possiamo fare il piede di porco forse. Mm. Che gli attrezzi li abbiamo. Yes. Sì, Quindi sì. possiamo aprire pure la cassa tutta Sì. sopra. Ma noi mo stavamo venendo da là. Ok, c'è una cassa, 2 fogli di metallo e 20 monete. Allora. Pannello. Minchia, qui ce ne vogliono 3. Quindi apriamo prima qua. Allora, Vai. kit di riparazione e qui si apre. Un'ora dopo. Ok. Salve. Quindi attende a non premere niente se no si parte. Allora, no, vabbè, dirà la stessa cosa. C'è una cassa qua dietro. Ah, gli stracci. Allora, innanzitutto, così. Sei andato già a prendere la cassa sopra? No, ma vado a prendere pure quello là. Ci serve per forza un'altra batteria comunque. Ok. E altre 2 qua. C'è anche il vano portaoggetti, eh? No, ma non me lo fa controllare più. È stato grodolato. Mm, Hai subito il potere del grodolo. allora, andiamo a vedere prima la cassa sopra. Anche perché la cazzo di mappa del tesoro Eh no, che se sei trovato. comunque è fuori con la neve. Però si poteva rapire un po' questo poi. Io sono convinto che sia nella zona di qua comunque. Mm. Ma dove? Penso che si attivi il punto in automatico quando ci vai o sopra o vicino. Anche perché non abbiamo altre aree, a meno che non sia un'altra area sbloccabile dopo fatto qua. Però c'è sia questo che la recinzione, quindi dovrebbe essere tipo qua. Però non appare. Aspetta. Però non c'è la leva. Qui sotto. No, è qui sotto. No, poi la recinzione qua è sepolta, là invece è fuori. Fuori non c'erano Aspetta, fuori. Aspetta un attimo. No, No, non è questo che non c'è. aspetta, aspetta. È qua. Ah, invece era questo. Ok. Dai. Dai. Ok, 25 monete, un fungo e dei pastelli a cera. Buono. Va bene. Sì. Erano i suoi tesori. Ah, ma sti robot sono dei bambini alla Nier fine. Automata praticamente. Sono dei bambini, sì. Sì. Sì, perché Sono bimbi. le biomachine. Allora, a questo punto la batteria, se c'è, deve stare per forza qui sopra Speriamo qua. che c'è una batteria nascosta là. No, perché se no non so dove la possiamo prendere. No, non manco io.
Cazzo. Allora, lo zio, dobbiamo ragionare un attimo. Allora, che oggetti abbiamo al momento, lo zio? 2 batterie. Ce ne manca un'altra perché lì dentro ci sono 3 slot nell'altro macchinario. Ma ne dobbiamo mettere anche soltanto 2. No, proviamo a tornare pure indietro. Magari ci fa fare qualche interazione col robot. No, mettiamo qua. No. Allora, Cioè, nella facciamo che macchina quanti ne 2. vuole? 2, aspetta, allora mettiamo prima la macchina. Però qua potremo tornare indietro poi? No, penso di sì che dobbiamo entrare nella fabbrica per prendere il martello. Però non si entra da qua. Si entra da qua, questo è il retro della fabbrica. Tu dici da qua sopra, quindi. Sì. Però, Allora, aspetta però, fammi vedere prima se possiamo craftare qualcosa. Adesso le vedi che c'è tronchesi. Golbat, vedi? Puoi fare qua. anche grande pozione. Guarda che bello. Almeno così recuperiamo un po' di inchiostro. Un po' di mana. Allora, a questo punto torniamo nel veicolo. Facciamo 1. Facciamo 2. Oh no! Salve. Ciao. Modi 2. Modi II3. Va bene. Sì. Ma è ancora. Domanda, si fa che altrimenti gioca a Dragon's Dogma 1 che alla fine si deve sempre Ma dove tu si è non stati eri belli. andato a dormire. No, noi mo adesso stacchiamo tra un po', Francesco. Ma tu poi te eri andato a dormire, è venuto pure Peppino No, all'improvviso. c'è Peppino. Ma tu hai detto vado a dormire. Ma dici un sacco di palle questo, è veramente un uomo di merda. Il sonno non è concesso a chi cerca qualcosa. Ciao Peppe. Vabbè, sta. Bacio, Francescone. Ti saluta. Francesco non trova un gioco con cui giocare. Sì, Francesco È non disperato. trova un gioco perché gioca sempre tutto, qualunque cosa gli capita a tiro e poi fa non ho niente di nuovo da giocare. Oh no. Idiota, guarda. Francescone, da un mese e mezzo esce Monster Hunter, tranquillo. Quanto cazzo voglio bene a Peppino, eh? Ficcatelo nel culo il bene. Dai. Dai, su. Allora, segui le tracce. Meno di un mese e mezzo Peppino. Meno di un mese e mezzo. No, non è vero, che cazzo. Più di un mese e mezzo. Esattamente 45 giorni e 10 ore. Quindi 1 mese e 15 giorni. Perfetto in realtà. Mezzo, preciso. È proprio perfetto Peppino. Bello. Bello Peppino. Abbiamo molto poco. Ok, penso sta... Sì, alla fine di questa scena possiamo pure... Quando stava la... Demo. eh, Mi pare fine gennaio e poi inizio febbraio. Se non mi sbaglio. O erano tutte e due a febbraio, può essere. 19 febbraio dice Francesco. Ma ce n'era Ok, pure grazie, un'altra, Francesco. Sono 2. Profondità e realismo. Madonna Gianmarco, manco la matematica, farmacista dei miei sbrodoli. Francesco, semplicemente non mi metto a contare precisamente i giorni, dato che Peppino c'ha il counter sul telefono. Ottimizziamo le nostre cose, Francesco. Io ipotizzo e Peppino mi conferma. Brutto idiota. Però. Dai, tu continua a cercare, Francesco. Prima o poi, fra 3-4 anni lo trovi un gioco, dai. dal 7 al 10 febbraio e dal 14 al 17. Perfetto. Quindi in 19 non Ok. c'è. Madonna, Francesco, manco la matematica, imbecille. A un certo punto. È un caso perso.
E a un certo punto... Allora, per salvare penso che si salvi in automatico o da fuori, non ho neanche visto. Piritaro dalla colpa dei suoi piriti alle scarpe strette. Ma che cazzo di detto No, è? sta tentando di dribblare per... Sì, sì, sì. Allora, noi stacchiamo qui per stasera e poi comunque lo continuiamo nei prossimi giorni questo. Ragazzi, buonanotte a tutti Buenas e noches. ci vediamo domani. Stacca codardio. Che cos'è un codardio? Io Dragon's Dogma 1, vabbè. Ciao Peppe. Vabbè, ci No, sta. non c'è.